Questa sera abbiamo l'opportunità di confrontarci con le polizie provinciali, con i nostri esperti della direzione caccia e pesca della Regione del Veneto sulla presenza del lupo, che è stata riscontrata anche in Polesine, e quindi una possibilità di avere un esempio e norme comportamentali adeguate per convivere con questa specie che desta sicuramente attenzione. È una serata importante di confronto con la cittadinanza, anzi un po' con tutto il territorio, per costruire quella consapevolezza che credo sia necessaria per evitare ingiustificate paure e per apprendere invece quelli che sono i comportamenti utili sia per l'uomo che anche per il lupo. Niente, questa sera siamo qua in Polesine a parlare di lupo, un predatore che si è affacciato anche qui e col quale dobbiamo avere delle attenzioni e delle precauzioni. Niente di tragico, però è necessario avere l'informazione corretta per, diciamo così, non avere interazioni negative.